La nostra ospite Adriana Mondolo l'abbiamo presentata in apertura, insomma, per capire un po' l'aria che tira in Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto l'aria che tira negli ospedali, perché ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, no? Sicuramente sì. Ogni giorno si leggono delle notizie che sono negative e veramente fanno anche arrabbiare, perché se la gente adesso comincia a essere arrabbiata vuol dire che ci hanno portati a questi livelli. Ecco, a me quello che fa arrabbiare sono le ultime notizie. Allora, agli stranieri si fanno corsi gratis di lingua italiana e mentre questi vanno alle lezioni gratis, cosa si fa? Si va a pagare persino le babysitter laureate, perché questo viene chiesto nel curriculum, per andare a tenere i loro figli. Vi chiedo quando mai a noi è stato fatto questo. Allora, questi sono fondi del FAMI, Fondo Asilo, Integrazione e Migrazione, e supera i 315 milioni di euro da spendere entro il 2020. Ecco, non sono bagigi, no. Soldi questi sono messi a disposizione da Unione Europea e Ministero dell'Interno. Non è finita qui, perché ci sono anche altri obiettivi e le spese sono pesanti. Ad esempio, per la migrazione legale sono 126 milioni messi a disposizione e poi per il reinserimento altri 122. Qui non si parla di 1.000 euro, si parla di milioni di euro. Che stranamente, mi permetta di sottolineare, non si sa perché, ma in questi casi i soldi ci sono. Quando bisogna aiutare i cittadini, intervenire per dare il servizio a coloro che pagano regolarmente le tasse, io dico sempre questo, almeno lo Stato o comunque chi ci rappresenta sul territorio rispetti almeno coloro che le tasse le pagano. Cioè, ci sono in Italia moltissimi, anche in Friuli Venezia Giulia, moltissimi cittadini, magari pensionati eccetera, che ogni giorno regolarmente versano l'obolo, come si dice in questi casi, a mamma Roma, perché la lupa deve rimanere incinta e si sa che Romolo e Remo devono succhiare. Però dall'altra parte ci si chiede, non diamo sempre gli scarti di lavorazione, cerchiamo di dare anche un servizio ai cittadini, perché prima o poi i cittadini si arrabbiano. Perché noi abbiamo lavorato una vita qui. Poi non è finita qui, perché per quelli che sono per il rimpatrio volontario, cioè quelli che decidono che vogliono rientrare perché non sono stati riconosciuti come profughi o richiedenti asilo, a questi sono stanziati ancora 43 milioni, ma non è finita qui. Io sono andata a documentarmi per non dire stupidaggini. Questi saranno seguiti da operatori esperti che li dovranno accompagnare fisicamente ed emotivamente nei loro paesi di origine per fare reinserimento. Siamo fuori, andiamo di matto, no? Fuori con la testa. Però io vorrei fare un di contro a quello che succede a noi qui invece, no? Allora, io sono a conoscenza di una persona ultra settantenne, invalida, col 70%, con diverse patologie, dove adesso dovrà fare un ciclo di insufflazioni nell'ospedale, però questa persona si deve portare da casa l'acqua sulfurea. Allora, vedete la discrepanza fra i due trattamenti, fra i clandestini e noi che abbiamo lavorato per creare questa Italia. Questo è quello che ci danno a noi. Poi io qui vorrei fare qualche domanda. La prima è: quanto ci manca per arrivare come il Venezuela? Siamo sulla strada giusta. Sulla strada giusta. Domanda. Seconda domanda. L'iracheno, se non sbaglio, arrivato qua da noi, dalla Svizzera, con 2 mogli, 10 figli, più il moroso della figlia, totale 14, un'unica famiglia. Dove sta? Ufficialmente alla caserma Friuli a Udine, in via Pastrengo. Sì, così ci hanno detto. Però non lavorano, no? Però attenzione, noi non possiamo entrare. Allora, fuori i cani, ci hanno detto. Fuori i cani, sì. Altra domanda. In Italia la bigamia e la poligamia è fuori legge oppure no? Dipende da come la si interpreta anche in Friuli. La Chiesa, allora, come mai la Chiesa li accoglie? Perché c'è la bigamia e la poligamia. E la poligamia, ecco, allora 2 pesi e 2 misure. Queste sono le cose che fanno arrabbiare la gente. E non solo. E poi ci dicono razzisti. E io dico benvenuti a loro i razzisti. Bene, grazie Adriana Mondolo per il suo intervento. Grazie a voi gentili amici.